Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Walt. Ragazzi, finalmente. Ragazzi, prima di iniziare il video, in descrizione vi lascio sia Instagram sia il canale Twitch di un ragazzo che mi aiuterà a fare le grafiche. Ora cambierò la grafica sia del canale che, come vedrete, cambieranno anche le copertine. Seguitelo, perché è veramente bravo, tutto in descrizione. Detto questo, iniziamo a parlare un pochino della partita. Finalmente il Napoli ha vinto la partita senza soffrire. Io non vedevo una vittoria del genere da mesi, veramente, erano 2 mesi e mezzo che il Napoli non vinceva una partita così. Però qualcosa da ridire c'è sempre, tipo Koulibaly, ma in capo a te, no? Che abbiamo la partita col Sassuolo tra 3 giorni. Ma cosa ti passa per la testa? Fallo da dietro in quel modo. Ma cosa ti passa per la testa? Detto questo, Napoli che gira, Napoli che finalmente si trova, Napoli che secondo me ha ritrovato la sicurezza in Dries Mertens, Ciro Mertens, quanto si sente il fatto che c'è Ciro Mertens lì, ragazzi, quanto si fa sentire, quanto. Zielinski stratosferico, aveva fatto pure un gol della Madonna, solo annullato giustamente il fuorigioco perché Insigne ostruiva la visuale del portiere. Gol di Politano che io ce l'ho a 4 fantacalci diversi e godo come un porco. Vergognoso. Politano che segna di spalletta, ma in un modo scandaloso. Povero Di Lorenzo ha esultato. È mio Di Lorenzo. Ma che è tuo il gol? Ma che è tuo? Ma vergogna. Ciao Di Lorenzo. Ciao. Detto questo, molto contento della prestazione del Napoli. Dietro abbiamo concesso veramente poco. Giusto una ripartenza che Meret ci ha dovuto mettere i guantoni, ma veramente niente di che. Bakayoko una diga, lì Bakayoko è fondamentale, per quanto voi mi vogliate dire il contrario, io continuo a pensarlo. Bakayoko lì continua ad essere fondamentale, è un martello pneumatico, è troppo forte quell'uomo, ragazzi, è troppo forte. Io lo sto dicendo a inizio anno, continuo a pensarlo, poi magari verrò smentito, molti non la pensano come me, io Bakayoko lo adoro, è tornato tra i convocati anche Demme, sono contento di ciò. Fabiano anche oggi non mi è dispiaciuto, Politano indecente per quanto è forte. Finalmente, perché al Napoli, è quello che gli manca al Napoli, è la cattiveria, oggi la cattiveria ce l'hanno messa. E io questo voglio vedere giocatori con le palle, a me non me ne frega niente alla fine del risultato, io voglio pure perdere, però voglio perdere con i giocatori che ci mettono l'anima, perché la squadra avversaria è più forte, non perché pascoliamo in campo. Quindi non mi venite a dire Gualt sali sul carro, Gualt ora sali sul carro, io non sono né sceso né salito mai dal carro. Mi incazzo se i giocatori camminano in campo, gli faccio i complimenti se si impegnano, se sono cinici. Oggi anche Insigne ha sfiorato il gol varie volte. È ovvio che mi incazzi, è ovvio. Tifo Napoli, se vedo i giocatori pascolare è ovvio che mi incazzi. Oggi soltanto i complimenti ai calciatori. Chapeau. Chapeau ragazzi. Felicissimo, detto questo, fate sapere cosa pensate. Link in descrizione di tutto quanto del mio canale Twitch, che tra parentesi stasera ci saremo su Twitch sia con FIFA sia per parlare di questo Napoli. Link tutto in descrizione ragazzi. Niente, bene così, bella.